La campana era accesa, la campana. Avverto che il processo verbale della seduta precedente è posto a disposizione degli onorevoli deputati che intendono prenderne visione ed è considerato approvato in assenza di osservazioni in contrario nella presenza seduta. L'Assemblea ne prende atto. Oggi l'onorevole Cininnisi chiede il congedo per la seduta odierna. L'Assemblea ne prende atto. Con decreto 145 l'onorevole Cirrone Cipolla è stata nominata componente leggi solo qua. Perfetto. Leggi solo il decreto. Va bene. Aspetta, siete seduti. Ah, scusa. Con decreto 145 dell'Assemblea regionale, l'onorevole Rosa Cirrone Cipolla è nominata componente della Commissione parlamentare speciale per l'esame dei disegni di legge di modifica dello Statuto della legge statutaria di cui all'articolo 9,3 dell'articolo 8 bis dello Statuto e delle proposte di norme di attuazione da parte del Governo regionale, in temporanea sostituzione dell'onorevole Mancuso fino alla cessazione della sospensione di diritto della carica di deputato regionale ed è alla conseguenza automatica reintegrazione nella carica di componente e Presidente della Commissione. L'Assemblea ne prende atto. Con decreto 146 l'onorevole Rosa Cipolla è nominata componente della seconda commissione legislativa permanente bilancio in temporanea sostituzione dell'onorevole Mancuso fino alla cessazione della sospensione di diritto della carica di deputato regionale e alla conseguenza automatica reintegrazione nella carica di componente della commissione. 147 l'onorevole Rosa Cipolla Cirrone è nominata componente della Commissione per la verifica dei poteri dell'Assemblea regionale siciliana, in temporanea sostituzione del deputato regionale Mancuso fino alla cessazione della sospensione di diritto alla carica di deputato regionale, alla conseguenza automatica reintegrazione nella carica di componente della Commissione. L'Assemblea ne prende atto. 148, sempre l'onorevole Rosa Cirrone Cipolla è nominata componente della Commissione per il Regolamento in temporanea sostituzione dell'onorevole Mancuso fino alla cessazione della sospensione di diritto dalla carica di deputato regionale e alla conseguenza automatica integrazione della carica di componente della Commissione. L'Assemblea ne prende atto. 149. L'onorevole Giuseppe Lombardo è nominato componente della Commissione per il Regolamento ai sensi dell'articolo 39,1 del Regolamento interno dell'Assemblea. L'Assemblea ne prende atto. Con riferimento all'interrogazione risposta orale numero 2748, l'onorevole Lavardera, annunziata nelle sedute dell'Assemblea numero 229 del 17 febbraio 2026, comunico che l'atto ispettivo è stato pubblicato nell'allegato A della citata seduta d'Aula nel testo corretto. L'Assemblea ne prende atto. Passiamo alle interrogazioni. Con la rubrica con l'assessore Dagnino. Numero 1853, interventi urgenti in ordine alla mancata spesa dei fondi di sviluppo e coesione. Richiesta dell'onorevole Lavardera. Buongiorno Presidente, grazie. Onorevoli deputati, in riscontro all'interrogazione parlamentare 1853 su delega del Presidente della Regione riferisco quanto segue. Acquisiti i necessari elementi informativi del Dipartimento Programmazione, si osserva che con delibera numero 41 del 9 luglio 24 il CIPES ha approvato l'assegnazione delle risorse dell'FSC 21-27 alla Regione Siciliana ai sensi della legge 178-2020, nonché della delibera CIPES 1623 e del decreto legge 13-2023, di cui all'accordo per la coesione della Regione Siciliana stipulato il 27 maggio 24 dal Presidente della Regione Siciliana e dal Presidente del Consiglio dei Ministri per un importo complessivo di circa 5,3
327 miliardi, di cui 331 milioni circa destinati al cofinanziamento dei progetti europei FESR ed FSE del ciclo 21-27. Con deliberazione 359 del 14 novembre 2024, la Giunta regionale di Governo ha approvato la versione definitiva dell'accordo per la coesione di cui alla delibera CIPES 4124, a seguito dell'iter di perfezionamento e della registrazione della Corte dei Conti. Solo a far data dalla pubblicazione della delibera di assegnazione delle risorse, datata 31 ottobre 2024, è stato acquisito titolo all'iscrizione nel bilancio della Regione delle relative somme, dando avvio all'iter per la realizzazione degli interventi. Tuttavia, il termine previsto dall'articolo 51,6 del decreto 118/2011 per la registrazione delle variazioni di bilancio, fissato al 30 novembre di ogni anno, ha di fatto limitato il tempo utile per l'attivazione concreta degli interventi nel corso del 2024, comprimendo le tempistiche a disposizione delle amministrazioni attuatrici per l'avvio delle procedure propedeutiche alla realizzazione. Si evidenzia che, nelle more della registrazione da parte della Corte dei Conti e della pubblicazione della delibera CIPES di assegnazione, era stato intrapreso un confronto istituzionale con il Dipartimento per le politiche di coesione per richiedere indicazioni operative per un'eventuale rimodulazione dei cronoprogrammi procedurali e di spesa approvati dal CIPES nell'ambito degli accordi per la coesione, al fine di garantire il rispetto delle previsioni di cui all'articolo 2,4 del DL 124/2023. A tal proposito, in un tavolo di confronto tenuto il 16 ottobre 2024, nell'ambito del coordinamento tecnico della Commissione Affari Europei della Conferenza delle Regioni, il DP Coesione ha rappresentato la possibilità di procedere a un'eventuale rimodulazione dei programmi, considerata la fase di avvio degli accordi, nonché il tempo intercorso tra la stipula degli stessi e, come detto, la pubblicazione delle delibere CIPES di assegnazione, nonché le persistenti criticità dal punto di vista del monitoraggio. A seguito di una ricognizione effettuata dai competenti dipartimenti, di cui alle note dipartimentali del 24 ottobre e del 31 ottobre 2024, con nota protocollo 25926 del 16 dicembre 2024, è stato trasmesso all'onorevole Ministro per gli Affari Europei, il Sud e le politiche di coesione la richiesta di modifica dell'accordo per la coesione della Regione, previo parere del Comitato di Indirizzo e di Vigilanza, cosiddetto COTIV, riguardante tra l'altro la sosposta rimodulazione dei cronoprogrammi finanziari. In esito all'istruttoria avviata dal Dipartimento per le politiche di coesione, il Ministro competente, con la nota del 31/12/24, ha comunicato l'accoglimento della proposta di riprogrammazione. In seguito, con delibera del 23 gennaio 2025, numero 6, la Giunta di Governo regionale ha preso atto della riprogrammazione e dell'aggiornamento dell'allegato A dell'accordo. Tutto ciò premesso, si osserva che, nelle more della messa in esercizio del Sistema nazionale di monitoraggio previsto dal Decreto Legge 124/2023, che, secondo quanto assunto per le vie brevi, si prevede sarà attivo al far data dal prossimo mese di ottobre, la Ragioneria Generale dello Stato ha richiesto a tutte le amministrazioni titolari di risorse FSC 21-27 il monitoraggio extrasistema dell'attuazione degli interventi afferenti all'accordo di coesione. In tale ambito si rappresenta che i dati di monitoraggio richiamati nell'interrogazione oggetto della presente risposta si riferiscono al primo bimestre 25. A quella data, tuttavia, il limitato lasso di tempo disponibile per la registrazione delle variazioni di bilancio, unitamente alla non definita struttura programmatica del sistema di monitoraggio, non avrebbe consentito il rilevamento completo dei dati richiesti. Appare utile rilevare, infatti, che il riscontro alla richiesta del MEF, pervenuta con mail del 22 maggio 2025, il Dipartimento della Programmazione, nella qualità di responsabile unico per l'attuazione, con email del 30 maggio 2025, ha fornito l'avanzamento finanziario degli interventi afferenti all'accordo per la coesione della Regione siciliana. Dai dati di monitoraggio extrasistema forniti dai competenti dipartimenti e centri di responsabilità risultano, in effetti, a quella data, impegni per oltre 300 milioni di euro, pari al 6% delle risorse assegnate, e circa 35 milioni di pagamenti, come da quadro di sintesi di cui risparmio la lettura. Tale stato di attuazione è stato pubblicato su Open Coesione, sul bollettino bimestrale fornito dall'IGRUE, e dallo stesso si evince che la Regione siciliana è in linea
con tutte le altre regioni nell'attuazione delle risorse FSC 21-27. Inoltre si rappresenta che con nota del 2 luglio 25 il Dipartimento Programmazione della Regione ha richiesto l'aggiornamento finanziario e procedurale degli interventi al fine di predisporre la relazione semestrale di attuazione secondo quanto previsto dalla legge. Come ulteriore attualizzazione dello stato di avanzamento delle procedure, si rappresenta che i cronoprogrammi del 25 sono stati oggetto di proroga in ottemperanza a quanto stabilito dall'accordo Stato-Regioni del 29/12/25 e che il target di spesa per lo stesso esercizio è stato determinato in circa 222 milioni di euro, corrispondente all'importo complessivo dei pagamenti ammessi a valere su FSC 21-27 al 31/12/25. Nell'ambito di tale riprogrammazione è stato richiesto a tutti i dipartimenti centro di responsabilità di fornire relazioni sulle analisi condotte sugli elementi di criticità oggettiva, concreta e non prevedibile al momento della definizione dei cronoprogrammi, che hanno determinato in alcuni casi la necessità di richiesta di proroga dei target di spesa, e ciò anche alla luce delle verifiche sui potenziali impatti degli eventi calamitosi relativi al ciclone Harry del gennaio scorso sulla realizzazione degli interventi compresi nell'accordo per la coesione. Gli esiti di tale ricognizione, che saranno oggetto di formale comunicazione da parte del Presidente della Regione al Ministro per gli Affari Europei e di successiva valutazione da parte del Comitato Tecnico di Indirizzo e Vigilanza, hanno pertanto tenuto conto della riprogrammazione sulle annualità successive al 25 della quota residuale risultante dalla differenza tra quanto previsto per lo stesso anno 25 dall'allegato B1 dell'accordo vigente, pari a circa 324 milioni di euro, e l'effettiva quota dei pagamenti effettuati, come detto prima, pari a circa 222 milioni di euro, con conseguente aggiornamento dell'allegato. Si specifica che la sosposta proposta di revisione dei cronoprogrammi, unitamente a talune modifiche di natura tecnica richieste dai dipartimenti competenti, potrà essere oggetto di lievi assestamenti alla luce dell'attività costante di monitoraggio degli interventi. Grazie. Onorevole Labardera, si ritiene soddisfatto? Sì, grazie Presidente, parzialmente soddisfatto. Grazie onorevole. Allora, interrogazione 1951, notizie urgenti in merito al ricorso massiccio e consulenze esterne per la gestione dei fondi europei e carenze strutturali della pubblica amministrazione regionale. Sempre su richiesta, primo firmatario l'onorevole Labardera. Scusi, Assessore, un attimo, volevo salutare i ragazzi dell'Istituto di Istruzione Superiore Statale Brunelleschi di Acinerale. Ragazzi, benvenuti all'Assemblea regionale. Dispiace, oggi è giornata di interrogazione e interpellanze, però che possa essere un evento positivo per voi, capire cosa si fa in Assemblea. Grazie ragazzi. Prego, Assessore. Grazie Presidente. In relazione all'interrogazione parlamentare in questione, anch'essa delegata al sottoscritto dal Presidente della Regione, si comunica che gli uffici della Segreteria Generale hanno chiesto agli assessorati competenti di fornire gli elementi utili alla trattazione, che si riportano nel dettaglio. Se fosse condiviso, mi limiterei a leggere la risposta del Dipartimento Regionale Programmazione, rimettendomi al documento scritto, che è molto più corposo, le questioni relative al Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale, o meglio al relativo assessorato regionale, nonché all'assessorato regionale Agricoltura e all'assessorato Autonomie Locali. Il grosso, delle questioni poste sono naturalmente relative al Dipartimento Regionale Programmazione. Ebbene, in riferimento ai primi due quesiti posti dall'interrogante, per quanto di competenza del Dipartimento Programmazione, si informa che con convenzione del 30 maggio 2023, il Dipartimento Programmazione, nella qualità di autorità di coordinamento dell'autorità di gestione e centro di responsabilità del POFESR 1420 e del POC 2420, ha affidato in-house a Formez Pubblica Amministrazione il servizio di supporto specialistico e assistenza tecnica con riferimento alle fasi di attuazione del POFESR linea A e del POC linea B.
per la durata di 36 mesi per l'importo complessivo di circa 16,7 milioni di euro, che ha avuto decorrenza dalla data di stipula della convenzione. In entrambe le linee di intervento verranno a scadere il 5 giugno del 2026, quindi nei prossimi giorni. In fase di espletamento delle attività oggetto della Convenzione, il Dipartimento Programmazione, valutata l'esigenza di dotare il programma FESR 2127 di un servizio di assistenza tecnica e supporto specialistico nelle more della definizione degli atti propedeutici all'esperimento di una procedura di gara finalizzata a selezionare un operatore qualificato ai sensi del Codice degli Appalti, con nota dell'8 febbraio 24 ha richiesto a Formez SpA, nell'ambito delle economie della convenzione stipulata, di rimodulare il servizio già affidato, ricomprendendo anche il supporto specialistico e per l'assistenza tecnica per la fase di avvio e l'attuazione del ciclo di programmazione PRFESR 2127, per una durata pari a 12 mesi decorrenti dalla stipula dell'atto aggiuntivo. In effetti, con atto aggiuntivo del 6 giugno 24, acquisita la disponibilità da parte del Formez, si è proceduto alla rimodulazione del progetto, inserendo una nuova linea di intervento cosiddetta C, riferita alla fase di avvio del programma regionale FESR 2127. In data 2 agosto 24 è stata stipulata una convenzione tra il Dipartimento della Programmazione regionale e Invitalia, finalizzata all'affidamento a quest'ultima, nella qualità di centrale di committenza qualificata, delle attività di indizione e celebrazione della gara aperta ad evidenza pubblica per l'acquisizione del servizio di supporto tecnico specialistico ai processi di attuazione, monitoraggio e gestione del PRFESR 2127, nonché allo svolgimento delle attività di controllo e verifica delle operazioni poste in essere, suddivisa in 2 lotti. Successivamente alla predisposizione e all'adozione dei documenti di gara, con decreto dirigenziale del 16 dicembre 24, gli stessi sono stati approvati e inviati a Invitalia per la pubblicazione. La procedura di gara è stata indetta con pubblicazione del bando su Gazzetta Europea del 19 dicembre 24 e su banca dati ANAC 19/12/24, nonché sul sito istituzionale dell'amministrazione regionale. L'11 giugno 25 Invitalia, all'esito positivo delle verifiche svolte sul possesso dei requisiti, ha aggiudicato il lotto 1 in ragione dell'offerta tecnica presentata in fase di procedura e di un prezzo offerto pari a 21,5 milioni circa, con un ribasso di quasi il 39% offerto rispetto al prezzo posto a base di gara. In data 17 giugno 25 Invitalia, all'esito delle verifiche sul possesso dei requisiti, ha disposto l'aggiudicazione dell'8 2 in ragione dell'offerta tecnica presentata, con un prezzo pari a 6,6 milioni circa, oltre IVA, e un ribasso del 36,6% circa sul prezzo base di gara. Infine, per quanto concerne la linea C della Convenzione con Formez, tenuto conto della pubblicazione della gara per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica, si è proceduto in data 28 maggio 25 ad approvare la rimodulazione del progetto e la conseguente proroga senza oneri fino al 28 febbraio 26 per assicurare il supporto all'attuazione del programma a tutti i dipartimenti interessati, senza soluzione di continuità per evitare l'interruzione del servizio. Alla luce di quanto sopra, si evidenzia che gli incarichi di assistenza tecnica legata alla programmazione e attuazione dei fondi europei per competenza sono stati affidati dal Dipartimento Programmazione nel rispetto dei criteri di trasparenza, pubblicità e selezione pubblica. In questi termini, quindi, la risposta ai primi 2 quesiti. Per quanto concerne il terzo quesito, con cui l'interrogante chiede se si ritenga o meno urgente, in alternativa al massiccio ricorso a consulenze esterne, avviare un piano straordinario di assunzioni, si fa rilevare che non si tratta di operare scelte alternative tra loro, poiché i presupposti giuridici e finanziari sono tra loro distinti. In particolare, il Dipartimento Programmazione è già attualmente interessato dalla procedura di concorso RIPAM-CAPCOE per le assunzioni presso la Regione e gli enti locali. L'iniziativa rientra tra le misure introdotte dal Programma Nazionale di Assistenza Tecnica denominato Capacità per la Coesione, cosiddetto appunto CAPCOE. Il programma nazionale è finalizzato a incrementare la capacità amministrativa delle regioni del Mezzogiorno tramite l'assunzione a tempo indeterminato di personale destinato alla gestione, al monitoraggio e al controllo degli interventi finanziati. Tale finalità è perseguita tramite le azioni sostenute dalla priorità 1, attivata tramite il finanziamento collegato ai costi ai sensi dell'articolo 95 del regolamento UE
1060 del 2021. Nello specifico, nel caso della priorità 1 del PN CapCoe, l'erogazione del finanziamento è subordinata al conseguimento di traguardi di rafforzamento amministrativo e alla dimostrazione del contributo delle nuove risorse al miglioramento della performance di spesa dei programmi cofinanziati, incidendo direttamente sul livello di avanzamento finanziario e sull'accelerazione dell'attuazione degli interventi. In sostanza, ad oggi la Regione Siciliana, compatibilmente con le procedure di accesso agli atti e di eventuali impugnazioni, potrà procedere all'assunzione dei già proclamati vincitori nella misura di ben 70 unità e di ciò vi è evidenza presso i competenti uffici della funzione pubblica. In particolare la Regione, destinataria di 70 unità di personale nell'ambito del piano di rafforzamento amministrativo straordinario previsto nella programmazione 21-27, vedrà nella sua compagine amministrativa 8 unità di specialista ecologico ambientale, 36 unità di specialista economico-statistico, 8 di specialista giuridico-amministrativo, 8 di specialista informatico-digitale e 10 di specialista tecnico. E con questo si ritiene di aver risposto al quesito numero 3. Per quanto riguarda i quesiti 4 e 6, si precisa che su tutti i programmi europei per i quali sono stati previsti stanziamenti a titolo di assistenza tecnica è previsto un monitoraggio continuo e un criterio di rendicontazione preciso e puntuale, riteniamo, contrattualmente definito e non segue principi di trasparenza ed efficacia amministrativa. Criteri che sono valutati anche ai fini delle corresponsioni degli oneri economici dovuti. Inoltre si ritiene utile sottolineare che la relazione speciale della sezione di controllo per gli affari comunitari internazionali della Corte dei Conti sul tema ricorso all'assistenza tecnica nella gestione e controllo dei progetti a valere su fondi europei, già nel dicembre 23 evidenziava per la Regione una percentuale di utilizzo delle risorse FESR e FSE per assistenza tecnica in un limite poco superiore al 2% del totale delle risorse di programma, a fronte di utilizzi per le altre regioni italiane per le medesime attività per somme di gran lunga superiori, il 3,9-4% delle risorse di programma, quindi la Regione utilizza circa la metà delle risorse in percentuale rispetto alle altre regioni italiane. Sul quinto quesito si osserva invece che le risorse impegnate per l'assunzione dei servizi di assistenza tecnica o parti di esse destinate sono state destinate alle attività dei Quibus all'interno della programmazione dei fondi europei dalla Commissione europea con decisione C 2022-9366 dell'8 dicembre 22, che approva il programma regionale Sicilia PR FESR 21-27 e successive modifiche, nel quale è specificamente prevista la priorità 7 per l'assistenza tecnica a norma dell'articolo 36, paragrafo 4 del regolamento UE 2021/1060. Per il resto, con il consenso dell'interrogante, mi rimetto alla nota scritta. Grazie. Onorevole, si ritiene soddisfatto? Grazie Presidente. In premessa, lei poco fa salutava i studenti della scuola. Io a loro forse chiederei scusa perché quest'Aula così vuota dà l'impressione del ponte del 1° maggio, del 2 giugno prolungato, e noi come opposizione, almeno uno per partito, siamo presenti e ringraziamo l'onorevole Intravaglia che ci dà la sua presenza, ma è incredibile vedere come i banchi di questa maggioranza, e alle mie spalle parlo più di 1000 parole, questa maggioranza sia ancora in vacanza. Posto questa premessa, è giusto ricordare come questa interrogazione è disquisiva di una vicenda nota anche agli organi di stampa, secondo cui addirittura la Sicilia, mentre continua ad avere gravi ritardi nella spesa delle risorse europee della programmazione 2021-2027 del PNRR, la Regione cosa fa? Questo è un capolavoro degno soltanto di questo governo ormai che non ci stupisce più per nefandezze. Decide di, proprio perché siamo in ritardo, con il paradosso che non solo siamo in ritardo, ma ci avvaliamo di consulenze esterne per quasi 110 milioni di euro, in alcuni casi alcune consulenze proprio per spendere quei fondi di cui siamo in ritardo, pagandole fino a 800 euro al giorno. Ora, lei Assessore mi ha fatto tutta questa disquisizione tecnica, nulla osta, le cose che rappresenta e chiaramente tutta la vicenda legata al tecnicismo. C'è però sempre una questione di opportunità che non è
terza rispetto alla politica, è preminente spesso e volentieri nella impostazione del tecnicismo, perché se facciamo diventare la politica tecnicismo pure, sviliamo il ruolo stesso della politica, che dovrebbe dare e spendere i soldi nel buon andamento, secondo coscienza, delle risorse pubbliche. Allora io ritengo che affidare consulenze esterne per quasi 110 milioni di euro, con addirittura soggetti che percepiscono emolumenti pari a 800 euro al giorno, sia uno schiaffo, specie non per la congruità o meno della spesa di cui si fa riferimento, ma rispetto al lavoro prodotto, perché tu puoi prendere anche 100 miliardi di euro al giorno, per fare un esempio, ovviamente è una esagerazione, ma cosa mi produci? Non è quanto prendi, ma cosa mi produci? Se quella produzione di quella consulenza fa sì che la regione siciliana sia fanalino di coda per quanto riguarda la spesa pubblica, ovviamente, oggettivamente, noi non possiamo che ritenerci assolutamente insoddisfatti nel modus operandi complessivo di un'amministrazione regionale che continua a spendere e a spandere, ma per poi, quando si guarda di andare a compiere quegli atti che sono, a raggiungere quegli obiettivi fondamentali, lo dicono le più alte anche classifiche, siamo fanalini di coda su tante cose. Quindi sotto questo punto di vista è chiaro che noi interrogeremo, verremo in aula come è giusto che sia, nonostante la tristezza di vedere quest'aula semideserta, e continueremo a dire che le risposte che questo governo ci dà nel modo, nei termini, nel metodo e nel merito non ci convincono completamente. Quindi non mi dichiaro soddisfatto, e anche l'ulteriore interrogazione a mia firma le chiedo, Presidente, di trasformarla in scritta. Grazie. Grazie onorevole Lavardera. Allora, interrogazione numero 1985, chiarimenti in merito alla riprogrammazione delle risorse destinate ai convidi di cui della delibera di Giunta numero 153 del 27 maggio 2025. Prima firmatario l'onorevole Giambona. Prego, Assessore. Grazie Presidente, onorevoli deputati. Con riferimento all'interrogazione in questione, si rappresenta che con legge regionale 9 del 2020 sono state previste svariate misure atte a contrastare e mitigare la crisi economica determinatasi per effetto della pandemia da Covid-19. In particolare, con il comma 1 dell'articolo 10 è stato istituito presso IRFIS un Fondo Sicilia, sezione specializzata in credito, per far fronte alle esigenze finanziarie degli operatori economici e dei liberi professionisti iscritti agli ordini professionali o titolari di partita IVA causati dalla crisi derivante dal Covid-19 per 150.000 migliaia di euro, a cui si fa fronte con le risorse di fondi extraregionali del POC 2014-2020. Per quanto questa sede rileva, con il comma 4 è stato previsto che la misura fosse destinata fino a 20 milioni di euro per la concentrazione e la patrimonializzazione dei consorzi fidi per le agevolazioni e il supporto alle imprese. Ebbene, in una prima fase la misura non ha trovato applicazione in quanto non sono state individuate le modalità attuative che, come previsto dal comma 6, avrebbero dovuto essere stabilite con decreto del Presidente della Regione previa delibera di Giunta su proposta dell'assessore regionale per l'economia. Con nota dell'assessore regionale dell'economia pro tempore, protocollo 5904 del 15 settembre 23, il Dipartimento Finanza e Credito venne invitato a predisporre le modalità attuative dell'intervento in questione. Con nota del 21 settembre 23, di riscontro alla predetta nota assessoriale, quindi di pochi giorni dopo, il Dipartimento ebbe ad evidenziare che l'intervento, in considerazione del dettato normativo, potrà essere attuato soltanto in regime de minimis, nel rispetto del regolamento UE in materia e del massimale, che al tempo era pari a 200.000 euro per beneficiario. Ed inoltre specificò che, trattandosi di somme relative alla sezione 1 del PSC, le stesse dovevano essere destinate a finanziare interventi per fronteggiare l'emergenza sanitaria, economica e sociale connessa alla pandemia. Propose quindi di fare riferimento, come criterio, al calo di fatturato nel periodo della pandemia rispetto al periodo pre-pandemia, quale criterio applicativo per dare corso agli interventi in questione. Successivamente, con nota del 21 marzo 24 e del 12 settembre 24, il Dipartimento Finanza e Credito rappresentò che, ai sensi del regolamento dei minimis, l'importo massimale concedibile era pari
a 300.000 euro in 3 anni. Pertanto, tenuto conto del numero di confidi aventi sede legale in Sicilia, numero 17, e del numero di confidi con sede legale fuori dal territorio regionale ma ivi operanti, l'importo previsto al 10,4 poteva essere ridotto a non più di 7 milioni di euro, cioè sono relativamente pochi i potenziali beneficiari se consideriamo appunto i massimali del de minimis come aggiornato a 300.000 euro in 3 anni. Con nota protocollo numero del 16 ottobre 24, il Dipartimento Programmazione ha rappresentato l'opportunità di riprogrammare le risorse in favore di strumenti che hanno riscontrato una maggiore appetibilità per il sistema produttivo, facendo registrare un forte tiraggio, come si usa dire nel gergo dei contributi pubblici, superiore alla dotazione stessa, in particolare riferendosi alla misura A, denominata finanziamenti agevolati a tasso zero in favore delle imprese con sede in Sicilia. E in effetti, a riscontro con nota del 29 ottobre, il Dipartimento Finanza e Credito ha proposto di riprogrammare le risorse destinate originariamente ai confidi, aggiungendovi le ulteriori economie su altre misure, in favore di detta misura A, finanziamenti a tasso zero. In particolare venne rappresentato che questa linea di intervento, finanziamenti a tasso zero in favore delle imprese con sede in Sicilia, ha ricevuto istanze per ben oltre 274 milioni di euro, laddove le operazioni finanziate ammontano a 165 milioni di euro, osservandosi quindi l'opportunità di procedere ad uno scorrimento della graduatoria. Il termine inoltre per l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti, cioè la chiusura dell'esercizio 25, il 31/12/25, poteva essere pienamente rispettato, atteso che si tratterebbe di dare seguito ad un semplice scorrimento di graduatorie. Con nota del 28 aprile 25 il Dipartimento Programmazione ha sottoposto al Presidente e tramite di esso alla Giunta di Governo la proposta di riprogrammazione nei detti termini e la Giunta, con delibera del 27 maggio 25, ha apprezzato favorevolmente la detta proposta. In sintesi, la riprogrammazione è stata determinata dalla oggettiva difficoltà di utilizzare somme destinate al contrasto della crisi economica derivante da pandemia Covid a distanza di oltre 2 anni dalla fine dello stato di emergenza, impossibilità tecnica di impiegare 20 milioni di euro nei limiti del de minimis, tenuto conto del numero ridotto dei potenziali beneficiari, opportunità di dare priorità alla misura A, quella appunto come detto relativa al finanziamento a tasso zero alle imprese, tenuto conto del forte tiraggio di detta misura, e inoltre ha l'obiettivo di salvaguardare le risorse, poiché la riprogrammazione ha scongiurato il rischio di disimpegno, garantendo che le medesime rimanessero immesse nel circuito produttivo regionale. Ad ogni modo, in prospettiva si rappresenta all'onorevole interrogante l'intendimento del Governo di avviare una consultazione con le associazioni di categoria e i confidi per valutare l'opportunità di nuovi interventi a sostegno del settore con diverse modalità rispetto a quelle che di fatto hanno limitato l'utilizzazione delle risorse, ma che comunque dovranno essere aderenti alla legislazione nazionale e comunitaria, in particolare ai massimali previsti dai regolamenti europei sugli aiuti di Stato. Grazie. Onorevole Giammona, si ritiene soddisfatto? Grazie Presidente, onorevoli colleghi. Ho ascoltato con attenzione la risposta all'interrogazione datata giugno 2025 del sottoscritto ai colleghi del Partito Democratico e devo dire che, come al solito, nella ricostruzione se ne vincono quelle che sono tutte le discrasie e in ordine a quella che è l'attività di programmazione avanzata e mai concretizzata, anche tenuto conto di quelle che sono le aspettative che, ricordo all'assessore Arramo, poi si determinano tra tutti e in tutti quei settori che sono interessati alle misure annunciate dal Presidente della Regione a suo tempo Renato Schifani, perché disse che questa era una misura che avrebbe dato sicuramente avrebbe creato spazi economici e di crescita di non poco conto, ma allo stesso tempo lei fa bene a precisare come l'assessore all'economia a suo tempo, probabilmente pro tempore, non fece le adeguate valutazioni in seno anche alla Giunta, devo dire, rispetto a quelli che sarebbero dovuti essere le modalità
attuative di una misura che poi d'amblè è stata cancellata. Guardi, Assessore, qui non parliamo solamente di quello che è una misura annunciata e mai concretizzata in favore dei settori economici siciliani, per esempio delle cooperative, dei liberi professionisti, degli imprenditori, che avrebbero permesso di creare economie secondo l'effetto leva per oltre 400 milioni di euro. Questa storia ci dice anche dell'altro. Questo governo, come è solito fare, prende decisioni, le annuncia, non si confronta con nessuno, né quando le annuncia e nemmeno quando quelle stesse decisioni sono oggetto di rivisitazione. Tant'è che nel giugno del 2025, quando il governo regionale decide di riprogrammare queste risorse, insorgono le associazioni di categoria, chiedendo intanto una cosa: perché non ci avete contattato? Perché non vi siete confrontati, per esempio, con i commercianti, con gli artigiani, con gli esercenti attività imprenditoriali? Nessuna tipologia di confronto. E questo è un leitmotiv di questo governo, che pretende di essere autoreferenziale, di poter decidere su tutto e tutti, e poi alla fine della fiera questi sono i risultati. Fondamentalmente impossibilità di riuscire a spendere per tempo risorse importanti che potrebbero dare sviluppo e crescita per la nostra economia. Del resto io ricordo a me stesso, caro Assessore, che proprio lei nel momento in cui si insediò ci ha rappresentato la storia del pesce e della canna da pesca. Ecco, proprio in questa fattispecie il governo regionale decide di non destinare risorse per lo sviluppo e per la crescita, piuttosto che naturalmente distribuire per la perdita di danni, per la perdita di ricavi, per i quali noi a suo tempo e comunque riteniamo che si debbano portare avanti azioni concrete. Però io ritengo che bisogna portare avanti delle azioni che siano anche concrete in Sicilia dal punto di vista della politica economica, dettata dal principio della coerenza. Detto questo, Presidente, io la ringrazio. Nel merito della risposta, Assessore, comprendo quelle che sono state le motivazioni che hanno determinato la rimodulazione delle somme. Ritengo che comunque ci siano state delle aspettative che si sono create, alle quali non si è potuto dare legittimo riscontro, per cui non posso che ritenermi non soddisfatto della condotta del Governo e di quelle che sono state le determinazioni conseguenti a una norma propaganda che poi non ha dato nessun beneficio alla nostra Regione. Grazie onorevole Giambona. Interrogazione numero 2025. Chiarimenti e intendimenti sulla mancata attuazione della normativa regionale sulla stabilizzazione del personale ASO in Sicilia. Sempre il primo firmatario l'onorevole Giambona. Si tratta di questione, Presidente, sostanzialmente superata, quindi se lo si ritiene, col consenso dell'interrogante, si potrebbe anche trasformare in risposta scritta, però diversamente sono nelle condizioni di leggere la risposta. Come è noto, il personale ASO è stato già... Onorevole Giambona? Sì, certo, perché è superata con la legge che c'è stata successivamente. Allora, interrogazione numero 2066, chiarimenti in merito alla risoluzione delle criticità che determinano i ritardi dei pagamenti in favore del settore della formazione professionale. Sempre primo firmatario l'onorevole Giambona. Grazie Presidente. Onorevoli deputati, in riferimento all'interrogazione in questione, si rappresenta che a seguito della delibera di Giunta regionale 240 dell'8 agosto 25 concernente il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/24, nonché della successiva comunicazione della Ragioneria Generale dell'Assessorato Economia del 27 agosto 25 concernente le tabelle di corrispondenza dei residui passivi di cui alla delibera di Giunta 240/25, l'attività relativa all'erogazione in favore degli enti di formazione professionale e beneficiari dei finanziamenti per i vari avvisi è pienamente operativa e segue le intervenute validazioni intermedie e finali da parte del competente servizio del Dipartimento Formazione Professionale. Grazie. Si ritiene soddisfatto, onorevole Giambona? Io ringrazio l'assessore per questa risposta così celere. Nel merito mi permetterà di fare una breve osservazione rispetto a quella precedente, per la quale ho ritenuto opportuno che si trasformasse in forma scritta.
Del resto è meglio stendere un velo pietoso rispetto alla sorte dei 258 operatori dei beni culturali che attendevano da ben 30 anni di essere stabilizzati, e questo risultato è avvenuto con ben 2 norme in finanziaria in 2 anni successivi, con sit-in, proteste, ogni forma di sciopero da parte dei lavoratori, e adesso possiamo dire tutti soddisfatti, malgrado tutto, che questo risultato sia stato raggiunto con enorme ritardo, malgrado questo Parlamento si sia determinato per tempo e con adeguate proposte normative. Relativamente invece a questa interrogazione, Assessore, che riguarda i ritardi nei pagamenti in favore del settore della formazione professionale, lei ha rappresentato una data che è emblematica rispetto a quello che poi non può che essere l'effetto di questo riaccertamento dei residui rispetto a quella che è l'operatività degli enti della formazione professionale. Lei ha detto 27 agosto del 2025, data in cui si è perfezionata l'attività di riaccertamento dei residui. Ebbene, noi dobbiamo considerare che in Sicilia c'è un settore, quello della formazione professionale, che svolge un importante lavoro di raccordo tra il settore, appunto, tra l'ambito dell'istruzione e quello lavorativo, che mette in campo ogni anno migliaia di operatori, migliaia di strutture che sono appunto operative nel territorio della Regione siciliana e che si trovano, e lo ha dimostrato lei dichiarandomi a quale data si è proceduto a fare il riaccertamento straordinario dei residui, a dover anticipare milioni e milioni di euro, perché io ricordo a me stesso, come a tutti i colleghi parlamentari, che l'attività formativa va avanti, anche se la Regione siciliana non procede compiutamente e secondo quelle che sono le regole contrattuali a pagare quelle che sono le spettanze dovute agli enti di formazione. È evidente che da questo punto di vista, Assessore, noi l'abbiamo denunciato a più riprese. Il Presidente della Regione Schifani e lei vi vantate di quello che è un avanzo che oramai si registra e di quelli che saranno gli effetti di una parifica dei vari rendiconti. La verità è che fondamentalmente stiamo oramai riducendo al lumicino la spesa. È ovvio che non spendendo evidentemente aumenta il disavanzo, ma questo non potrà fare che determinare criticità in vari settori economici che sono collegati alla Regione siciliana, primo fra tutti quello della formazione professionale, che tra l'altro sconta una crisi senza precedenti, una crisi endemica, storica e strutturale, alla quale questo Governo non vuole mettere in alcuna maniera alcuna forma di intervento. Ecco perché io ritengo che bisogna accelerare oltremodo quelle che sono le attività di natura burocratica utili a poter far ottenere non solo alla formazione professionale, ma a tutto il settore che con la pubblica amministrazione ha a che fare. Io ricordo di aver fatto decine di denunce da questo punto di vista, di mandati che a fine anno tornavano indietro perché non c'erano le disponibilità dal punto di vista delle risorse di personale nel procedere a fare i pagamenti. In questo caso parliamo del riaccertamento straordinario dei residui. Quindi io quello che chiedo all'Assessore è che su questo ambito ci sia maggiore attenzione, Assessore, maggiore attenzione nel velocizzare le procedure amministrative, nell'anticipare le tempistiche del riaccertamento dei residui, affinché si eviti che gli enti di formazione, come tutti gli altri enti, soggetti e imprese che hanno a che fare con la Regione siciliana e che hanno espletato prestazioni e servizi nell'anno precedente, si trovino poi ad aspettare 7, 8, 9 mesi per ottenere il sacrosanto pagamento. Diversamente è ovvio che la Regione siciliana determinerebbe anche un danno dal punto di vista economico ad un apparato, un settore, quello allargato a cui sovrintende la Regione stessa, che naturalmente non dovrebbe funzionare in questa maniera. Grazie. Quindi mi ritengo parzialmente soddisfatto nel merito della risposta. Grazie onorevole Giambona. La 2086 dell'onorevole Lavardera si trasforma in scritta su sua richiesta. Andiamo alla 2122, primo firmatario l'onorevole Giambona. Chiarimenti sui continui ritardi dei pagamenti delle retribuzioni ai lavoratori del settore forestale in Sicilia. Prego onorevole.
Assessore. Sì, Presidente, su questa interrogazione non è pervenuta delega al sottoscritto e inoltre facciamo notare che la competenza parrebbe ricadere nella sfera dell'assessorato territorio e ambiente, quindi mi rimetterei alla Presidenza per la trattazione successiva. Grazie. Recepisce in competenza, su che cosa? Presidente, cosa? Mi dica, onorevole. Ma su che cosa? Recepisce in competenza. È in competenza, non è competenza. Ma è meglio non si svolge. Sì, prego, non lo capisco. Ma guardi, Assessore, lei ha dichiarato la sua incompetenza relativamente a questa interrogazione, che è la 2122, nella quale io lamento, insieme ai colleghi del Partito Democratico, quelli che sono i ritardi nei pagamenti e le retribuzioni dei lavoratori del settore forestale in Sicilia. Ora, vero è che in questo aspetto ci sono, diciamo, delle cointeressenze da parte di altri assessorati, ma è altrettanto vero che mi risulta che i pagamenti proprio del settore della forestazione, sia dell'ispettorato forestale che l'azienda forestale, passino proprio dal suo di assessorato. Dico questo perché ne ho contezza, giacché oramai mese per mese mi trovo a dover chiamare anche il ragioniere generale per chiedere chiarimenti in ordine appunto al tardivo pagamento delle retribuzioni di coloro che lavorano quotidianamente e si vedono, ecco, giungere gli stipendi non prima del 12-15 di ogni mese relativamente appunto a mensilità già espletate e lavorate. Io ritengo che la competenza può essere congiunta, ma non può non essere dell'assessorato all'economia. Tra l'altro aggiungo, Presidente, che l'assessore all'economia è anche competente in prima battuta e in prima persona circa l'applicazione degli adeguamenti contrattuali appunto per i lavoratori della forestale. Il contratto collettivo dei forestali è stato firmato a livello nazionale nel dicembre del 2025. A dicembre del 2025 è stato sottoscritto il contratto collettivo per gli operatori della forestazione. Ebbene, siamo oramai a giugno e non si hanno notizie rispetto a quelle che sono le attività della Giunta regionale, che dovrebbe avvenire poi su impulso degli assessori competenti e in particolar modo dell'assessore all'economia, circa l'attuazione in Sicilia appunto dell'adeguamento contrattuale. Stiamo a parlare quotidianamente rispetto a quelli che sono i temi di lavoratori che hanno difficoltà ad arrivare alla fine del mese, di lavoratori che devono fare i conti con l'aumento del costo della vita. Abbiamo un adeguamento contrattuale che è stato previsto, non capisco il motivo per cui il governo regionale non si attiva fino ad oggi rispetto a quello che è una tematica che per noi è tra l'altro anche abbastanza semplice. Bisogna convocare le organizzazioni sindacali, prevedere una delibera di giunta nella quale si prende atto della maggiore esigenza economica determinata a seguito dell'adeguamento contrattuale e riconoscere il sacrosanto diritto ai lavoratori della forestale di avere questo aumento come ce l'hanno tutti i lavoratori del mondo. Quindi, insomma, io ritengo che prendo atto della dichiarata incompetenza parziale, ritengo, da parte dell'assessore all'economia. Quindi a questo punto chiedo a lei, Presidente, chi dovrà trattare compiutamente questa interrogazione, se non è l'assessore all'economia, se è l'assessore al territorio e ambiente, se è l'assessore all'agricoltura, ditemi voi. Io sono stato convocato qui per rappresentare quelle che sono le istanze dei siciliani, in questo caso dei lavoratori della forestazione siciliana, che attendono delle risposte. Grazie onorevole, lo stabilirà il Presidente della Regione. La 2293, primo firmatario l'onorevole Di Paola, si trasforma in scritta. 2397 l'onorevole Campo, che vedo assente, si trasforma in scritta. 2499 l'onorevole Di Paola si trasforma in scritta. 2500 l'onorevole Di Paola si trasforma in scritta. La 2509, la 2509 dell'onorevole Schillaci, che vedo presente. Grazie Presidente. Onorevoli deputati.
merito al contratto di affitto dei locali siti in via Sallemi 22 a Caltanissetta, di proprietà di Antonello Mondante. Prego, Assessore. Grazie. Dagli elementi istruttori acquisiti dal Dipartimento Finanza e Credito risulta che l'amministrazione regionale ha stipulato il 23 ottobre 98 con la società AD Architettura Design SRL, nella persona dell'amministratore unico, un contratto di locazione avente ad oggetto l'immobile sito in Caltanissetta, via Sallemi 22, da destinare a sede del Centro per l'Impiego di Caltanissetta. Il contratto prevedeva un canone annuo pari a 188.000 euro alla lira, 188 milioni, oltre IVA, ritenuto congruo dall'Ufficio Tecnico Erariale di Caltanissetta. La durata della locazione era convenuta in 6 anni, decorrenti dalla stipula, con rinnovo tacito per ulteriore sessennio, subordinatamente all'effettuazione, in occasione di ciascun rinnovo, delle verifiche stabilite dalla vigente normativa, comprese quelle in materia antimafia. Quanto al canone, si precisa che il canone in questione, anno di locazione, è pari a 114.000 IVA inclusa, 414.247,88 per la precisione. A seguito dell'entrata in vigore della legge regionale 921, i canoni delle locazioni passive gravanti sull'amministrazione regionale, in essere alla data di entrata in vigore della stessa legge, sono stati ridotti dal 1 luglio 21 al 30 giugno 24 del 5% annuo. Conseguentemente l'importo dovuto a titolo di indennità di occupazione, determinato per effetto della riduzione ex legge del canone contrattuale, ammonta a 97.952,84, IVA inclusa. Con riferimento ai controlli antimafia, il Dipartimento Istruttore rappresenta che l'amministrazione regionale ha proceduto, in occasione di ciascun rinnovo contrattuale, all'attivazione delle verifiche prescritte, operando nel rispetto della normativa vigente. In particolare, le verifiche sono state effettuate tramite consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia, ai sensi dell'articolo 84 del 159 del 2011, nei confronti della società AD Architettura Design SRL, dell'amministratore unico, dei soci della società e dei rispettivi familiari, secondo quanto stabilito dalla legge. Tale attività istruttoria è stata svolta con scrupolo, estendendo i controlli anche a soggetti titolari di partecipazione societaria di entità minimale. All'esito delle consultazioni non sono emersi elementi ostativi alla stipula o alla prosecuzione del rapporto locatizio. L'ultimo rinnovo sessennale del contratto di locazione, con impegno correlato di spesa pluriennale, ha riguardato il periodo 23 ottobre 16-22 ottobre 22. In reazione a tale rinnovo è stata presentata apposita istanza alla Banca Dati Nazionale Antimafia, ai sensi dell'articolo 91 del Codice Antimafia, nei confronti della società dell'amministratore unico, dei soci e dei rispettivi familiari. Decorso infruttuosamente il termine di 30 giorni dalla richiesta, in assenza di segnalazioni ostative, l'amministrazione ha proceduto al rinnovo del contratto di locazione per il nuovo sessennio 23 ottobre 2016-22 ottobre 2022, nel rispetto del quadro vigente. Quanto alle iniziative di razionalizzazione della spesa degli spazi di locazione passiva, si rappresenta che nell'ambito del nuovo assetto organizzativo dell'amministrazione regionale è stato effettuato un monitoraggio complessivo degli immobili detenuti in locazione. Con riferimento a quello sito in via Sallemi 22, riscontrata l'esiguità delle unità di personale assegnate, si è proceduto in data 18 settembre 19 alla disdetta del contratto di locazione. Ma con nota del 18 settembre 19 il Servizio Locazione e Patrimonio disponibile del Dipartimento Regionale Finanze ha invitato il Dipartimento stesso a attivare le procedure di trasferimento del personale del Centro per l'Impiego, invitando il Dipartimento Regionale competente ad attivare le procedure di trasferimento del personale del Centro per l'Impiego di via Sallemi 22 presso l'immobile sito in via Salvo d'Acquisto, già sede dell'Ispettorato Provinciale del Lavoro di Caltanissetta. Tuttavia, con nota del 19 settembre, cioè del giorno successivo 2019, gli uffici del Dipartimento interpellato, il Dipartimento Lavoro, hanno comunicato l'impossibilità di procedere a detto trasferimento a causa di criticità connesse alla incompatibilità tra il numero delle unità di personale e gli spazi disponibili. Successivamente, con nota del 19 luglio 2022, il Dipartimento Regionale Finanza e Credito ha trasmesso al Centro per l'Impiego di Caltanissetta il modello di avviso pubblico finalizzato alla individuazione di nuovi immobili da acquisire in locazione da destinare a nuova sede dell'ufficio. A seguito dell'avviso pubblico non sono pervenute offerte di immobili da acquisire in locazione, ma esclusivamente proposte di vendita, non ritenute procedibili in quanto non coerenti con le finalità dell'iniziativa.
Da ultimo, con nota del 12 novembre 2025, il Servizio Locazione e Patrimonio Disponibile del Dipartimento Finanza e Credito ha invitato il Centro per l'Impiego di Caltanissetta ad avviare una nuova procedura di evidenza pubblica finalizzata all'individuazione di un immobile idoneo all'uso dell'ufficio, richiedendo la trasmissione degli esiti all'amministrazione regionale. Con nota del 21 gennaio 2026 è stata richiesta al Dipartimento regionale tecnico l'autorizzazione a consentire al competente ufficio periferico di effettuare un sopralluogo presso i locali di via d'Acquisto 22 per valutarne l'adeguatezza in termini di spazi e l'eventuale accorpamento dei due uffici in un'unica sede. Si rappresenta inoltre che tutti i pagamenti dei canoni di locazione sono stati effettuati previa verifica presso l'Agenzia delle Entrate e Riscossione, dalla quale è sempre emerso che la società proprietaria dell'immobile riveste la qualifica di soggetto non inadempiente. Il Dipartimento riferisce inoltre che pervengono costantemente all'amministrazione regionale da parte degli organi giudiziari competenti informazioni o comunicazioni concernenti eventuali condanne, procedimenti penali o misure di prevenzione a carico di società o di singoli soggetti, ma che con specifico riferimento alla AD Design SRL e ai soggetti ad essa riconducibili non risultano allo Stato provvedimenti giudiziari, misure restrittive o elementi sintomatici di rischio mafioso. Alla luce di quanto esposto, deve rilevarsi che l'amministrazione regionale ha già attivato iniziative volte alla razionalizzazione della locazione, disponendo la disdetta del contratto e ricercando soluzioni alternative. Ma tra l'altro la mancata liberazione dell'immobile dipesa, secondo quanto rappresentato dagli uffici competenti, dalla indisponibilità di una sede alternativa idonea alle esigenze del centro per l'impiego. Infine, l'amministrazione ha attivato le procedure di controllo previste dalla normativa vigente con riguardo particolare agli obblighi di prevenzione antimafia e alle verifiche presso ADER, senza che siano emersi elementi ostativi alla prosecuzione del rapporto locatizio. Grazie per l'attenzione. Onorevole Schillaci, si ritiene soddisfatta? Grazie Presidente, mi ritengo parzialmente soddisfatta perché nonostante le iniziative da parte del Dipartimento per trovare delle soluzioni alternative, ritengo assolutamente inopportuna la vicenda che vede coinvolto un Dipartimento e risorse pubbliche nei confronti di una persona che è coinvolta in vicende giudiziarie, e non ritengo opportuno che questa Regione siciliana continui ad erogare delle risorse economiche ad una persona appunto coinvolta. Io chiedo di avere copia scritta di questo atto e chiedo di fare degli sforzi maggiori da parte del Dipartimento, magari anche con l'Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati, al fine di vedere magari assegnato un bene che potrebbe fare al caso del centro dell'impiego di Caltanissetta. Però non mi ritengo soddisfatta per l'esito delle iniziative portate avanti dal Dipartimento. È parzialmente soddisfatta. Grazie onorevole Schillaci. Ha chiesto di parlare l'onorevole Venezia. Sì. Articolo 83, ex articolo 83. Prego, onorevole Venezia. Grazie Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo. Io intervengo oggi in quest'Aula per esprimere preoccupazione in merito a ciò che probabilmente avverrà anche nelle prossime settimane e nei prossimi mesi in merito alla problematica legata agli incendi estivi. La Sicilia è al centro di un contesto di emergenza climatica nell'area del Mediterraneo. È una delle regioni, non solo a livello nazionale ma anche a livello europeo, più esposte rispetto ai cambiamenti climatici. I metodi, le azioni, i programmi che riguardano il contrasto antincendio purtroppo risentono di una impostazione che non tiene conto di questa evoluzione climatica. Mezzi vetusti, personale insufficiente, età media degli addetti antincendio che sfiora i 60 anni. E quello che io dico ha trovato riscontro purtroppo nei dati che abbiamo registrato negli anni
precedenti. Più di 50.000 ettari distrutti dalle fiamme, all'interno dei quali anche circa 8.000 ettari di terreni boschivi situati in alcuni casi nelle zone di pregio. Rispetto a questo dramma noi reputiamo, e abbiamo presentato in tal senso diversi atti parlamentari, che serve un'azione più incisiva, serve un'azione che mette insieme le energie che sono presenti nei territori, il coinvolgimento attivo dei vigili del fuoco, dei distaccamenti volontari che operano nelle aree rurali, il rinnovo del parco mezzi della forestale e degli operatori antincendio e infine anche l'utilizzazione delle nuove tecnologie, in particolare dei rilevatori dei fumi attraverso l'intelligenza artificiale, in modo tale da ridurre i tempi di intervento e tutto un insieme di altre tecnologie che in altre regioni e in altri contesti hanno già prodotto risultati concreti. Non possiamo permetterci che anche l'estate 2026 sia un'estate di fiamme, sia un'estate di distruzione, perché in alcuni casi abbiamo riscontrato che oltre a fare danni al comparto agricolo, alle aree rurali, alle aree protette, i danni si sono propagati anche alle famiglie, alle abitazioni civili e alle aziende, e questo reputiamo una regione come la Sicilia non può assolutamente permetterselo. Per cui rivolgiamo un appello e una sollecitazione al Governo a mettere al centro della propria azione anche questa problematica. Grazie Presidente. Grazie onorevole Venezia. Ha chiesto di parlare l'onorevole Giambona. Grazie Presidente, onorevoli colleghi, Governo. In questo mio intervento voglio evidenziare un allarme che già da questa Aula ho rappresentato al Governo e al Parlamento tutto, e riguarda la gestione dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Come ella sa, Assessore, la Sicilia è beneficiaria di 5,8 miliardi di euro ed è tra le regioni che ottiene la maggiore dotazione proprio in ordine a quelle che sono le disponibilità sul Piano Nazionale della Ripresa e Resilienza. E i dati ultimi redatti dal Centro Studi di Camera e Senato su quelli che sono i progetti definiti in Sicilia sono assolutamente impietosi. Si parla di una media del 12,6% di progetti conclusi e siamo fondamentalmente fanalino di coda, da questi dati ci dicono questo, rispetto a quello che è tutta la programmazione, progettazione e realizzazione nel resto d'Italia. Questo dato, che è di aprile del 2026, ci certifica come la provincia di Caltanissetta, per esempio, abbia concretizzato il 31% delle opere, quella di Agrigento il 23%, quella di Palermo il 13,9%, quella di Catania il 10,7%. In sostanza 8 progetti su 10, ripeto, 8 progetti su 10 ad oggi non si sarebbero conclusi. E non si sono conclusi tenuto conto anche della scadenza oramai imminente del 30 di giugno, perché ricordo che noi come Partito Democratico abbiamo presentato una richiesta al governatore Schifani di intercedere, di discutere con la Commissione europea, con l'italiano Raffaele Fitto, al fine di ottenere una proroga nella possibilità di poter completare i progetti del PNRR. Ebbene, l'onorevole Fitto ha fino ad oggi non dato alcuna apertura in tal senso. Ebbene, adesso ci sono i comuni siciliani, 492 comuni siciliani, che hanno la maggiore dotazione economica, e tra loro ci sono tanti microcomuni, piccolissimi comuni che hanno avuto difficoltà a mettere a terra i progetti, che adesso non sanno cosa fare. Cosa succederà
il 30 di giugno per tutti quei comuni che hanno avviato le procedure, che hanno avanzato i lavori progettuali e che questi non si potranno definire entro quella data. Da quello che mi risulta, qualora ci dovessero essere dei lavori solo meramente di natura residuale, questi potranno essere poi rendicontati entro il 31 di agosto. Ma dalle notizie che noi abbiamo e dai dati impietosi che ci comunicano Camera e Senato, qui il problema è molto più ampio, molto più serio dal punto di vista infrastrutturale. Ecco perché noi già in tempi non sospetti avevamo chiesto al Presidente della Regione di attuare una cabina di regia per monitorare i progetti in cui la Regione siciliana è soggetto attuatore, per esempio le case di comunità, per dirne una, dove fino a qualche settimana fa l'assessore alla salute annunciava di aver raggiunto tutti gli obiettivi e non è assolutamente così, come anche per i comuni siciliani. Io vorrei comprendere se il Presidente della Regione abbia ad oggi contezza, se abbia un quadro chiaro rispetto a quelle che sono le difficoltà oramai conclamate e evidenti dei comuni siciliani a poter traguardare questi obiettivi, anche perché se entro il 30 di giugno non si riescono a completare i lavori, che cosa succederà a quel punto? Dovranno finanziare i comuni? Non sia mai, un terzo dei comuni sono in dissesto e predisteso e lei, Assessore all'Economia, ne è pienamente consapevole. Utilizzeremo altre forme di finanziamento su questi argomenti? Come al solito il governo regionale è assolutamente invisibile, è assolutamente evanescente, ci dà solamente comunicati sotto forma di propaganda, sotto forma di slogan, ma quello che riguarda i problemi della gente, i problemi dei siciliani e degli amministratori siciliani che vorrebbero risposte rispetto al futuro delle loro comunità, nessun tipo di riscontro. Ecco perché, Assessore all'Economia, anticipo l'ennesima interrogazione urgente per sapere che cosa la Regione siciliana sta facendo per monitorare i progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e per dare supporto alle nostre comunità che non potranno in alcuna maniera essere gravate sui bilanci comunali rispetto a quelle che saranno le eventuali risorse che potranno essere tagliate dalla scadenza del 30 di giugno, per la quale ancora ad oggi noi chiediamo un ulteriore rinvio, perché sarebbe utile, sarebbe indispensabile per permettere di concludere quei progetti che, ricordo a me stesso, servono alla Regione siciliana per ridurre i gap infrastrutturali di sviluppo e di produttività rispetto alle altre regioni italiane e rispetto alle altre regioni d'Europa. Grazie. Grazie onorevole Giambona. Ha chiesto la parola l'onorevole Saverino. Grazie Presidente. Naturalmente mi dispiace dover parlare con un'Aula così vuota, considerando quello che volevo, appunto, l'argomento e il tema che voglio affrontare. Noi abbiamo assistito purtroppo giorni fa all'ennesimo atto di violenza che purtroppo è andato a finire con un ennesimo femminicidio in provincia di Catania, a Misterbianco, nel quartiere Belsito. Negli ultimi anni, già questa è la quinta donna che viene ammazzata per femminicidio a Misterbianco. Ora è chiaro, lo ripeto sempre, noi naturalmente diamo massima solidarietà ai 4 figli che sono rimasti, insomma, a questi, agli amici, e la situazione è stata veramente brutale, anche perché i bambini e i 2 ragazzi sono stati costretti anche ad assistere. Però purtroppo noi non possiamo fermarci soltanto a dare solidarietà, a rappresentare l'immenso dolore che abbiamo ad affrontare una situazione come questa. Noi dobbiamo agire, Presidente, e naturalmente non possiamo che farlo in maniera veloce. Noi siamo istituzioni, abbiamo cercato di portare avanti tutte le situazioni, tutte quelle che possono essere per migliorare, ma è chiaro che non è più un'emergenza, ma è un problema strutturale della nostra società e come tale deve essere affrontato. Quindi noi dobbiamo mettere in campo tutto quello che possiamo mettere. Abbiamo pensato al reddito di libertà, abbiamo pensato alla legge sugli orfani di femminicidio. Noi dobbiamo partire da un cambio culturale. Il cambio culturale può avvenire soltanto se partiamo dalle scuole. Sono 3 anni che c'è depositato in questo Parlamento un disegno di legge
legge sull'educazione all'affettività e alla sessualità, e ancora non riusciamo a portarla avanti. Ogni volta che c'è un femminicidio facciamo il minuto di silenzio. Oggi non possiamo neanche farlo perché siamo 4 i deputati qua presenti per fare il minuto di silenzio, ma non è questo che noi vogliamo. Noi dobbiamo agire, mettere in campo. Dici, ma cosa si riuscirà a fare? Poco. È ovvio che tutto deve essere fatto per poter cambiare questa cultura, perché non è che nasce la violenza di genere, la violenza maschile nei confronti delle donne nasce così all'improvviso. È chiaro che vanno avanti pregiudizi, stereotipi che non riusciamo a superare, e quindi occorre questo lavoro di sinergia fra le istituzioni, la politica, la società, la scuola, le famiglie, proprio per cercare di cambiare. Noi dobbiamo mettere in campo anche delle amministrazioni. Abbiamo lavorato tanto, abbiamo votato il 40% delle donne nelle amministrazioni. A cosa serve questo col femminicidio? Serve a cambiare la cultura, serve a dare anche delle amministrazioni che possono essere utili alle donne. Utili significa dare più servizi, dare più welfare, dare più sostegno, proprio perché le donne possono diventare più libere, più indipendenti, che possono autodeterminarsi. Invece ancora oggi noi assistiamo a colpi di martello sulla testa, signori, cioè non possiamo ascoltare più queste cose. Quindi la prego, Presidente, da donna e da parlamentare, cerchi, l'ho già fatto in altre occasioni, spingiamo questo disegno di legge sull'educazione all'affettività e alla sessualità. È fondamentale riniziare e partire dalle scuole. E poi cerchiamo di mettere in campo, pensiamo alle donne. Noi siamo in una regione che è dal punto di vista occupazionale per le donne siamo ancora all'ultimo posto, con un 40% di differenza rispetto al nord. Quindi è ovvio che noi siamo in ritardo rispetto ad alcuni temi, e quindi dobbiamo agire e non possiamo più raccontarcelo, dobbiamo agire il più presto possibile. Grazie. Grazie onorevole, condivido quello che ha detto, ma per certi uomini ci vorrebbe principalmente la visita psichiatrica, perché questo sicuramente non era una persona normale. Condivido quello che ha detto, la ringrazio, e per quelli che siamo in aula siamo vicini a questi 4 ragazzi. L'aula viene rinviata a giorno 9 alle ore 15. L'assemblea è chiusa.